Buongiorno, possiamo partire Simone con la prima? Buongiorno a tutti, sono Guido Beltramini, sono il direttore del Centro Palladiano e apriamo oggi il nostro corso che sapete è stato inaugurato da Bitcover nel 1959 con la prima lezione. E devo dire che anche quest'anno però abbiamo tanti ospiti graditissimi. Abbiamo seduto fra noi la professoressa Li Luk, che è seduta lì in prima fila, che è la prima traduttrice dei 4 libri in cinese che ci ha portato oggi all'interno di un grande progetto della Repubblica Popolare Cinese di traduzione delle fonti occidentali dell'architettura rinascimentale. Hanno tradotto Alberti, Filarete, Serlio, Vignola, quindi un grande progetto. Siamo molto grati alla professoressa Li Luk di essere qui con noi oggi. Abbiamo con noi il dottor Charles Hind, il Chief Curator del Royal Institute of British Architects, l'uomo che da 30 anni ha cura dei disegni palladiani, che sapete che sono conservati in Inghilterra a partire dall'inizio del Seicento. E sarà con noi questa settimana e dedicheremo a lui l'ultimo giorno di corso per festeggiare la fine dei suoi 30 anni di lavoro alla Riba. Abbiamo altri ospiti graditissimi, il professor Joseph Clark, che è il direttore del Department of Architecture di Toronto. Questo solo per dire degli ospiti, come dire, esterni, la dottoressa Raluca Muresan, che è una degli studiosi in residenza della nostra iniziativa Tablino, che porta a Vicenza per un periodo da 1 a 3 mesi studiosi da tutto il mondo a lavorare sui materiali palladiani grazie al finanziamento dei Friends of Palladio e del Mass Foundation e un programma congiunto con la Stiftung Werner Oechsling di Zurigo. Gli studiosi passano una parte del tempo qui e una parte del tempo a Zurigo, qualcosa a cui siete invitati a partecipare tutti nel futuro. Abbiamo qui anche Donata Battilotti, il nostro vicepresidente, che però del Consiglio Scientifico non è ancora arrivato. Dei graditissimi ospiti vicentini come la dottoressa Valeria Caffà, che è qui davanti, la direttrice dei Civici Musei, che è giustamente seduta vicino a Charles Hind, perché sono i Civici Musei a possedere il piccolo gruppo, ma grande, il più grande al mondo, di disegni fuori dall'Inghilterra, che sono conservati ai Civici Musei di Vicenza dall'Ottocento, dalla metà Ottocento, grazie a un lascito di Giuseppe Pinali, un collezionista veronese. E poi naturalmente tutti i colleghi con cui passeremo i giorni, il professor Mario Piana, il professor Guidarelli e tanti altri colleghi. Abbiamo anche la fortuna di avere qui il collega Cetrangolo della Soprintendenza, che è il collega che ha restaurato Palazzo Barbaranda a Porto e che adesso ci sta aiutando a ricostruire le indagini conoscitive. Ecco, Donato Battilotti, il nostro ingresso perfetto, vicepresidente del Consiglio Scientifico, grandissima studiosa palladiana. Ecco, io penso che quest'anno sia il tema sia anche i tanti colleghi presenti al corso lo rendano particolarmente interessante e vedrete particolarmente istruttivo. Tuttavia è anche un momento un po' triste perché è la prima volta che, almeno io personalmente, dal 1993 inauguro un corso palladiano senza Howard Burns, il grande studioso inglese che per molti anni dal 93 appunto ha diretto il nostro consiglio scientifico, e un uomo speciale che ci dispiace tantissimo che voi non possiate incontrare e conoscere, è mancato lo scorso febbraio. E non potevamo cominciare oggi senza un piccolo ricordo. Devo dire che pensando a che cosa dire in questi giorni, ho
ho pensato che ho guardato un po' in giro per il web e ho trovato una bellissima annotazione di Maddalena Scimemi pubblicata sul Giornale dell'Architettura. Diceva che di Howard Burns dice una cosa che mi è sembrata particolarmente azzeccata: non si sottraeva a nessuna impresa, nemmeno la più disperata, supportando con la sua statura scientifica qualsiasi imbarcazione in qualsiasi mare. Come una preziosa moneta antica, questa disponibilità poteva avere un rovescio pericoloso, ma nessuno, nemmeno il più misero dei naufraghi, avrebbe mai rimpianto di aver condiviso con lui l'orizzonte e il vento. È bellissimo, no? Perché tutti noi che l'abbiamo conosciuto a fondo abbiamo condiviso con lui tante avventure e potremmo sottoscrivere. Per ricordarlo però, volevo che pensassimo di usarlo come una specie di piccolo vademecum su come usare il corso palladiano, cosa fare insieme nei prossimi 8 giorni. Mi sembrava provare a dirlo con 3 immagini di Burns. La prima è questa, un Burns giovanissimo, di una poco più che ventenne, in Italia, è a Roma, ha appena visitato Mario Praz, il grande studioso di storia dell'arredamento delle arti decorative italiane, ed è seduto al Circo Massimo, guarda la città antica e disegna. Questo è il primo insegnamento che credo che dobbiamo tenere presente anche in questi giorni. Guardare e disegnare sono stati 2 dei suoi strumenti più efficaci. L'idea di guardare sempre l'architettura con occhi nuovi. Ho fatto con lui 32-33 corsi palladiani e ogni volta si metteva davanti ai monumenti come fosse la prima volta. Questo è un monito per noi che vi dobbiamo guidare allo sguardo dei monumenti, ma è anche, come dire, un insegnamento che non ci deve abbandonare. Guardare e disegnare. Disegnate il più possibile in questi giorni. Cercate di fissare, come dire, con il disegno quello che state vedendo. E questo è stato uno degli elementi più importanti anche del suo insegnamento come studioso. Howard Burns, di cui vi è stata data la bibliografia nella cartella, e quindi lì vedrete tutta la sua parte scientifica, però è stato forse l'uomo che ha lavorato di più sul disegno di architettura negli ultimi 50 anni, in qualche modo, a partire, forse è veramente lo studioso che ha fatto capire che il disegno di architettura non è un'immagine, ma è uno strumento con cui un architetto pensa l'architettura. E quindi va guardato anche nei suoi aspetti materiali. Burns ci ha insegnato che i disegni, almeno a me, che i disegni più interessanti sono i disegni in qualche modo più brutti, quelli in cui, come dire, gli schizzi sono fatti sul campo, il disegno non è perfetto, ma che ci permettono di capire il suo percorso mentale, e di questo avremo occasione di parlarne molto in questi giorni. Quindi guardare e disegnare. La seconda immagine, qui era nel 1989, circa l'età quando l'ho conosciuto io, devo dire, un anno prima di quando l'ho incontrato, e in cui è all'interno delle impalcature di quello che stava costruendo nel cortile di Palazzo Te a Mantova. È la grande mostra su Giulio Romano, e Burns con i suoi studenti di Harvard ricreano in scala 1:1 l'angolo della casa di Giulio Romano a Roma. Un lavoro epico che ancora viene ricordato, naturalmente con scarsissima documentazione come tutte le cose di Howard. E però vedete, questo è un altro insegnamento importante, cioè guardare al passato cercando di ripercorrere i processi creativi che hanno portato agli edifici, cioè entrare nel processo creativo dell'architetto, capire come l'architetto ha concepito e attraverso il disegno comunicato innanzitutto a se stesso,
poi alle maestranze, a se stesso, ai committenti, poi alle maestranze il suo progetto. Cioè l'idea del passato come qualcosa da penetrare e da rileggere attraverso il progetto. Sta tornando di moda l'architettura fra gli architetti, fra i progettisti, però in qualche modo l'insegnamento di Burns è sempre che il passato è lontano, sfumato, non può essere riproposto ed è necessario conoscerlo con la filologia, è necessario entrare realmente, concretamente nei processi e per arrivare a una ricostruzione come questa che si basava su alcuni disegni a Stoccolma della casa di Giulio, oggi demolita, che era molto importante. Pensavo di mostrarvi questa immagine perché vedremo tra poco in Palazzo Thiene le stesse finestre. Ricordate queste finestre, vedete, in cui la colonna sembra ancora uscire dai blocchi di pietra squadrati, quindi solo parzialmente scolpita. La ritroveremo in Palazzo Thiene, un'altra delle grandi scoperte di Howard Burns, che ci parla che ha ritrovato, diciamo, l'autografia di un palazzo ritenuto palladiano, invece riportandola a Giulio Romano, che nel 1942, come vedremo tra un po', era l'architetto più importante dell'Italia settentrionale e quindi il più adatto a una grande famiglia. La terza immagine, quindi guardare, disegnare, riprogettare, e il terzo elemento che credo abbiamo sperimentato tutti è l'accoglienza, cioè la disponibilità, l'apertura. Cioè qui Howard sta raccontando, parlando ai suoi studenti e credo che tutti noi abbiamo sperimentato la sua straordinaria disponibilità. Quello che prego a tutti, soprattutto ai colleghi più giovani presenti questa settimana, è di non avere nessun timore riverenziale nei confronti dei colleghi più esperti, non ho detto più anziani, perché ormai Mario purtroppo, altrimenti il termine ci penalizza, ma i colleghi più esperti. E una delle caratteristiche di questo corso, sin dalla sua fondazione, è stato proprio quello di creare delle connessioni. Abbiamo invitato la professoressa Li Luc da Beijing, il professor Hind da Londra, non solo per quello che loro possono contribuire nel corso delle visite, ma anche proprio perché voi li conosciate, create delle relazioni, passate del tempo con loro, potete fare delle domande, anche le più stupide. So che nel mondo accademico italiano, esatto, che nel mondo accademico italiano c'è questa barriera fra il professore e lo studente. Ecco, cerchiamo di abbattere quella barriera, non esistono domande stupide, mai, anzi, anche la domanda. Una l'ho sentita recentemente, una mi ha colpito, però diciamo alla presentazione del libro di Paolo Fiore al dottorato di composizione a Venezia, forse c'eri anche tu, uno studente ha chiesto se i trattati erano fatti per i committenti o per gli architetti ed ero sconvolto perché era una sede di dottorato e ho pensato ma com'è possibile che uno studente di dottorato faccia una domanda simile? Comunque ecco, ma anche in quel caso ha acceso un ottimo dibattito che è servito a tutti, quindi questo è importante, l'accoglienza. Io ricordo, penso che Donata condivida con me, che Lionello Pupi era uguale, sempre disponibile a discutere, soprattutto con i più giovani. Una caratteristica di questi grandi studiosi è sempre questa, cioè la disponibilità a discutere con i giovani studiosi. Quindi questa cercate di usarla, cercate di usare queste settimane, questa settimana, diciamo, proprio come un'occasione per conoscere delle persone, creare dei rapporti con l'istituzione, ma anche con i colleghi. Questo per noi è proprio la soddisfazione più grande. C'è anche il dark side del corso palladiano, cioè che sarà un po' militare l'organizzazione, abbiamo tantissime cose da vedere, come dire, prego tutti di considerare che siamo in tanti, che dobbiamo vedere le cose insieme con una certa velocità, quindi prego tutti
soprattutto nella puntualità agli arrivi la mattina, per non fare aspettare tutti e non rompere una sequenza di appuntamenti in cui spesso i proprietari degli edifici ci impongono con una certa rigidità e che potrebbe mettere in crisi l'organizzazione. Quindi massima apertura da parte nostra, e quello che preghiamo però a voi è quello di essere il più possibile puntuali e presenti. Guardare, disegnare, riprogettare, discutere fra di noi. Questo è gli elementi importanti che noi consideriamo e quelli che anche danno il successo del corso. Quindi il successo del corso sta in voi, nella vostra voglia di interagire con tutti. Per i colleghi che capiscono un po' meno l'italiano avremo delle traduzioni non della conferenza di oggi, ma in generale durante le visite, quindi cercheremo di creare dei gruppi in modo da aiutare anche chi magari l'italiano lo capisce meno bene. E questo è tutto. Vorrei ringraziare moltissimo la persona che ha lavorato di più in questa organizzazione, che è la dottoressa Elisabetta Michelato, che è lì in fondo, che è il motore di tutta l'organizzazione, e la collega Martina Volpato, giovane studiosa, che ha curato fisicamente proprio l'organizzazione sotto la direzione di Elisabetta, e a loro va il mio ringraziamento più forte perché, è un lavoro titanico e di sincronia e di organizzazione. Bene, la parola adesso a Mario Piana. Ogni anno il seminario, il corso palladiano è sempre lo stesso, vediamo il maggior numero di edifici di Palladio possibili, però ogni anno cerchiamo di avere un taglio in questa lettura. Quest'anno il taglio è stato sugli aspetti costruttivi, per quello ci sono colleghi della soprintendenza come il collega Cetrangolo e altri colleghi che saranno a Vicenza. Ho visto Adelmo Lazzari forse entrare, eccolo lì Adelmo, un altro collega che ha lavorato su Villa Tiene a Quinto e anche su Villa Trissino a Meledo, e quindi quest'anno avete la fortuna di avere sempre accanto allo specialista di storia dell'architettura anche lo specialista di storia delle tecniche o di restauro, che vi permetterà di entrare anche di più su proprio la consistenza materiale degli edifici, che è il tema quest'anno. Naturalmente il restauro è un momento chiave per la conoscenza dell'edificio, quindi avere con noi i colleghi che li hanno seguiti è proprio un modo come di rivivere quella fase. E credo che sia molto, molto utile e molto importante. Questa mattina abbiamo 3 cose. Prima la conferenza da questa cattedra di Mario Piana, più grande specialista di storia delle tecniche in Veneto. Lui dice di no, ma io dico di sì. Lui è Pier Nicola Pagliara, diciamo, ecco, se vuoi essere in ottima compagnia. I 2 grandi specialisti che hanno rivoluzionato la storia delle tecniche costruttive, mettendo insieme fabbrica e discorso, come direbbe Barbaro, cioè lo studio dei trattati, della conoscenza teorica insieme alla conoscenza profonda. Mario ha l'anno scorso ha pubblicato questo libro fondamentale, Costruire a Venezia, che ha fatto l'onore al centro di pubblicare come all'interno delle nostre collane, e un libro fondamentale che credo non abbia nessuna immagine che non sia stata vista da Mario, misurata da Mario. Cioè, tutto ciò di cui parla è ciò di cui ha visto concretamente quasi tutto, o forse tutto, diciamo, direi tutto, rilevato, e quindi è forse la persona che in questo momento ha la conoscenza più profonda delle tecniche costruttive. Ecco la collega Martina Volpato, di cui parlavamo prima, che vi seguirà come un bonario cane da pastore durante l'intero corso. Lei è bonaria di carattere, ma... Poi abbiamo chiesto a un'altra giovane collega, Francesca Salatin, eccola lì, che ho visto lì dietro, che credo si sia formata proprio con Mario Piana,
allo UAV, che è una studiosa di trattatistica, ha fatto degli studi molto importanti su Vitruvio, sulle prime edizioni vitruviane, e a lei abbiamo chiesto di organizzare dopo la conferenza qui un seminario sulla presenza delle tecniche costruttive nei trattati di architettura. Abbiamo pensato di farlo però non qui in aula, ma dividendoci in 2 gruppi e facendolo giù in biblioteca davanti ai libri reali, in modo che voi abbiate un'esperienza dell'oggetto libro, che sapete che nel Cinquecento il libro non è un testo, è un esemplare, è sempre diverso dagli altri, non è ancora un processo meccanico industriale come quello che conosciamo noi oggi, e qui abbiamo degli oggetti straordinari. Vi mostrerà la dottoressa Salatin questo bellissimo copia del Vitruvio di Fra Giocondo del 1511 con le annotazioni di mano di Fra Giocondo, che sta studiando come creare la nuova edizione ridotta in formato tascabile della prima edizione dell'11, che uscirà nel 13, in cui vedrete tutte le correzioni delle bozze dove dice di spostare le immagini, di girare, eccetera. E questo è un altro degli elementi del corso, cioè stare, insegnamenti sempre di Burns, stare sugli oggetti reali, non studiare attraverso i libri, ma studiare gli oggetti, che siano edifici o libri, guardando i libri. È quello che faremo. Contemporaneamente, perché dobbiamo dividerci in 2 gruppi, il dottor Francesco Marcorin, che vedete lì alla porta, che è il curatore del Palladio Museum, vi guiderà alla conoscenza del Museo Palladio, che abbiamo creato nel 2012 con Howard, per creare un'interfaccia tra gli studi del Centro Palladio, che è un istituto di ricerca, e il pubblico. Quindi il museo è una sorta di museo laboratorio in cui mano a mano che sviluppiamo delle ricerche vengono presentate nelle sale del museo. Per esempio vedrete nell'ultima sala la ricerca più recente, quella sui camini palladiani disegnati da Palladio, che abbiamo sviluppato con l'Università di Bologna, di rilievo di tutti i camini delle ville, dei palazzi palladiani, nel loro studio, eccetera. Con questo concluderemo la mattina. Poi nel pomeriggio abbiamo una serie di visite agli edifici con le persone che hanno scritto i libri su quegli edifici, quindi con Donata Battilotti, la Basilica Palladiana, studi recenti della professoressa Battilotti sulle carte di cantiere della Basilica sono importantissimi, quindi una visita in cui la competenza storica della professoressa Battilotti si incrocerà con quella del professor Piana sulla parte costruttiva. Lo stesso faremo con Palazzo Chiericati. Poi invece sempre io con Mario faremo Palazzo Thiene, a Donata Palazzo Porto. È stata lei che ha scoperto questa cosa che una delle grandi sorprese di quando ero giovane studioso, cioè che Palazzo Porto viene costruito a fette, cioè da terra fino in cima, e poi lo raddoppiano, non come avrei immaginato io a strati successivi, e quindi un cantiere interessante. E con il dottor Marcorin Palazzo Barbarano come edificio, abbiamo fatto proprio la scorsa settimana dei piccoli rilievi delle pietre in facciata per misurare le dimensioni, perché tra i pochi documenti di Palladio in cantiere ce n'è uno in cui il proprietario Montano Barbarano rifiuta di mandare Palladio a Verona perché sta posando i monoliti della facciata, e quello il dottor Marcorin sarà accanto all'architetto Cetrangolo, che ha conosciuto la fabbrica durante i restauri degli anni 90. E poi chiuderemo con Palazzo Valmarana, in cui saremo guidati da Carlotta Moro, che è una giovane collega che era qua prima, eccola qui, che sta cominciando il suo percorso di dottorato all'Università di Cambridge tra poche settimane, e che ci parlerà di questa particolare architettura femminile costruita da una donna, Isabella Nogarola Valmarana, e con anche degli aspetti costruttivi interessanti nel cortile di cui parleremo con Mario. Questo è il quadro della giornata. Grazie ancora di essere qui.
Potremo scambiare le prime impressioni nel coffee break dopo la conferenza del professor Piana e prima di cominciare poi con il seminario sui volumi con la dottoressa Salatin e il museo con il dottor Marcolin. Mario, a te. Grazie mille. Invocazione, parafrasando un detto: sparlate, sparlate, qualcosa resterà, disegnate, disegnate, qualcosa resterà. Non basta fotografare, la fotografia aiuta per ricordare nella memoria, nel controllo di quello che si vede, ma è fondamentale il disegno, perché disegnando si impara, ci si fissa nella memoria quello che è il dettaglio che viene analizzato e così via. Bene, le fabbriche si stimano più per la forma che per la materia. Questa è una dichiarazione poetica molto netta, precisa, di Andrea Palladio, che però non deve essere intesa come un disinteresse da parte dell'architetto delle procedure costruttive, dei materiali, delle tecniche. Lo vedremo purtroppo attraverso solo alcuni edifici particolarmente esemplari. Saremo costretti anche in questa sede a calzare gli stivali del gatto con gli stivali, le 7 leghe, dovremo correre molto naturalmente, perché vedremo che in realtà Andrea Palladio è stato uno dei più raffinati anche dal punto di vista costruttivo, delle procedure tecniche, dell'uso dei materiali, architetti quantomeno del Cinquecento Veneto, ma non solo, e tanto che in alcuni casi, e lo vedremo nel proseguo di questa conferenza, è riuscito a piegare l'uso di materiali e delle tecniche ai propri fini espressivi molteplici talvolta all'interno di una stessa fabbrica. Ho un puntatore? Sì, qua vedo poco, ma non c'è una... usciamo. E la sua attività si sviluppa in una molteplicità di tecniche costruttive. Ricordo solo, ma lo vedremo più tardi, come le logge di cui si è occupato per tutta la sua esistenza alla fine, dopo aver ricevuto il compito di progettarle e di avviarne la realizzazione, e rappresentano uno dei, forse l'unico caso in terra veneta di opera isodoma che riprende le tecniche antiche dell'architettura greco-romana, cioè di monoliti perfettamente lavorati, soprattutto nei piani di reciproco contatto, e costruiti senza cementazione. E quindi una citazione dell'antico sostanzialmente, che meritava all'evidenza il Palazzo Pubblico vicentino. Ne vediamo alcuni dettagli, ma ne parleremo semmai in loco. Uno degli edifici più interessanti dal punto di vista dell'utilizzo delle tecniche diverse, ma tecniche, intendiamoci, per costruire bene, rapidamente, economicamente, è costituito da Villa Pisania Montagnana. Vediamo il prospetto principale, un prospetto, come vedete, dove la trabeazione, l'architrave, è realizzata in legno, è incassata nella parete ed è articolata nelle gutte, nella tegna, eccetera, con tavolette ritagliate, chiodate, come vedete, e quasi certamente, questo è evidente, dipinte di bianco, forse con della biacca d'olio, del carbonato basico di piombo, per uniformarle con la colorazione del resto dell'edificio.
ma anche quasi tutti gli elementi dell'ordine dorico, i triglifi, le metope, salvo questo elemento di testata. Dov'è che si punta? Non vorrei... Il più basso? Questo? Sì, ecco. Salvo questo elemento che probabilmente è servito da modello e che articola l'angolo, tutto il resto, come vedete, è costruito in mattoni e anche i bucrani sono non intagliati nella pietra ma plasticati, cioè riprodotti, riprodotti in... gli unici elementi lapidei sono le gutta che stanno di sotto delle tegne perché troppo piccoli probabilmente per essere articolati e realizzati plasticandoli, lavorandoli con questo marmorino, noi lo chiamiamo, ma loro lo chiamavano stucco terrazzetto, e ricoperto ancora, è ancora l'intonaco antico, ricoperto da quello che noi adesso chiamiamo marmorino, in realtà è un intonaco che ha tre qualità fondamentali, lo vedremo subito, ma vedete percorso da piccole incisioni che tendono a evocare naturalmente, non a imitare una costruzione isodoma, quindi di blocchi di pietra. E il marmorino viene utilizzato, era un materiale, oramai una lavorazione già sviluppata a partire dal tardo 400 a Venezia, ma poi nasce anche a Roma, a Firenze, e diventa uno degli elementi fondamentali nella tecnica costruttiva di Palladio perché, come vedete nella sua scrittura sopra il modello fatto da questo Ludovico Berretta, ho chiesto un parere a Andrea Palladio, lui scrive che l'edificio ecclesiastico dovrà essere costruito, tutto quello che sarà di pietra cotta dovrà essere costruito in laterizio perché tutto quello che sarà di pietra cotta si coprirà poi di stucco che accompagnerà eccetera eccetera, onde tutta la fabbrica riuscirà fortissima e bellissima. E questo lo testimonia perché dice le fabbriche che ho visto, delle quali pochissime, le fabbriche antiche, nessuno senza adornamento e tutte coperte di stucco, e benché siano eccetera eccetera eccetera, e questi stucchi, dice, le ho viste a Roma, a Napoli, in altri siti, quindi le fabbriche antiche sono gli stucchi e i rivestimenti a stucco, intendiamoci, lo stucco noi lo percepiamo come la modellazione di parti ornamentali, ma era lo stucco che veniva dichiarato così, il marmorino, e sono così belli e integri sugli edifici antichi come se fossero fatti al giorno d'oggi e dureranno fino a che il cuneo non li rompi a forza di martello, alla qual violenza neanche la pietra viva, ovviamente, ancorché durissima, può resistere. E fondava la sua vocazione a utilizzare questo marmorino che era nato da pochi decenni, quantomeno in terra veneta, fondandosi anche su alcune parole di Vitruvio. Il marmo, lo leggo nella trascrizione fatta da Pierre Gros, nell'edizione di Pierre Gros di Einaudi, il marmo non si trova dappertutto della stessa qualità. Lui scrive, in alcune zone ne esistono blocchi, in realtà li dobbiamo intendere come bancate, come strati di formazione, che contengono altri blocchi, e talvolta di marmo macrocristallino, che pestati e macinati si rivelano utili nella lavorazione, ma dove non si trovano questi blocchi si pestano e si macinano i rottami di marmo, o come vengono chiamate le schegge che i marmisti lasciano cadere, cioè gli scarti della lavorazione della pietra, durante il loro lavoro, e dopo averle passate a setaccio si adoperano nei lavori a stucco. Lavori a stucco significa anche gli intonaci a marmorino. E qua vi ho messo alcune rappresentazioni, una rappresentazione tratta da Rusconi, dove certamente non usavano questi pastelli di bronzo così decorati, ma vediamo le scaglie di pietra, i frammenti di pietra, perché una delle caratteristiche fondamentali del marmorino è che le cariche, i clasti, sono prodotti artificialmente e non sono composti da pietre, da sabbie che provengono naturalmente anch'esse da pietre. Aggiungevano sempre una quantità ridotta, quasi sempre una certa quantità ridotta di sabbia, ma fondamentalmente almeno il 90% dei clasti, delle cariche
mescolate con la calce, era prodotta artificialmente. Quindi è una delle qualità fondamentali. Perché? Perché usavano la pietra e gli scarti di pietra che risultavano dalla lavorazione delle parti lapideo marmoreo della facciata per tentare di ottenere la stessa tonalità della pietra stessa, in modo tale da evocare naturalmente, non riprodurre il sistema costruttivo della pietra. E ne vediamo qua vi ho portato solo due parti molto consunte per vedere la composizione. Come vedete sono clasti mal classati, cioè di dimensioni molto diverse l'una dagli altri, perché l'altra qualità fondamentale dei marmorini era quella della lunghissima lavorazione. Lo strato, e fino ai primi decenni del Seicento, quantomeno a Venezia, veniva realizzato direttamente in un unico strato sulla muratura, veniva lavorato a lungo e fino a completa levigatura, cioè non si aggiungevano strati di materiale più sottile, ma i clasti, che erano casualmente orientati, come vedete, alcune scagliette. Questa è pietra d'Istria, a Venezia si usava fondamentalmente la pietra d'Istria, ma a Vicenza la pietra di Vicenza, il biancone, se le parti la piedano nel biancone, e così via, a Padova e così via. E come vedete alle volte queste scagliette hanno dimensioni pari a quello dello spessore complessivo dello strato, casualmente orientate all'interno della malta predisposta. Una volta lavorati, battuti lungamente lavorati, si disponevano in maniera, si isorientavano, assumevano lo stesso orientamento della parete sostanzialmente, e molto spesso nel caso della pietra d'Istria la formazione di queste scagliette si sovrapponeva l'una all'altra formando uno scheletro molto resistente. Alle volte il marmorino veniva anche lavorato per imitare la lavorazione della pietra. E come vedete, questo è un marmorino che è presente sul campanile della chiesa di San Benedetto a Venezia, è dotato ed è lavorato in modo tale da mostrare la cordellina, cioè la fascetta perimetrale rifinita con uno scalpello molto tagliente, e tutta la parte invece intermedia battuta con uno strumento di legno, forse con dei chiodi sporgenti, per imitare la lavorazione alla martellina. E la terza e ultima caratteristica, quindi clasti, cariche prodotte artificialmente, lunghissima lavorazione che portava alla levigatura completa dello strato a furia di passaggi con delle cazzoline dalla suola leggermente convessa, quindi non veniva rasato ma schiacciato, bagnato, schiacciato, eccetera, eccetera. E poi la terza qualità è quella del trattamento finale a base di olio di lino cotto, naturalmente, oppure, come vediamo in un documento che ne ho portato uno dei tanti, lo stucco, cioè il marmorino, ben fregato e lissato, quindi perfettamente lavorato, col suo olio di linde sopra. Oppure l'altra soluzione, che poi è vissuta per maggior tempo ed è arrivata fino a quasi ai nostri giorni, è stato quello dell'uso del sapone e della cera. In questo Gioseffo Viola Zannini, nell'Architettura, libro 2, ha pubblicato a Padova nel 1629, che scrive appunto che detta smaltatura, lui parla del marmorino, deve essere benissimo lisciata con la cazzuola fino a tanto che non si indurisca, Poi si piglia il sapone damaschino, cioè il sapone di Damasco, il sapone di Marsiglia, quello che noi adesso chiamiamo sapone di Marsiglia, ed distemperasi nell'acqua a modo di liquido bianco per imbiancare i muri. E con quello si va di quel pennello spianzando, cioè bagnando la superficie, così lavorata, un poco per volte, e poi bagnata di fresco la si va di con la cazzuola lisciando con diligenza, e quando tutta questa sarà lisciata la si lascia impassire, cioè stagionare un po'. E poi si prende un panno di lino, si frega benissimo, e poi si prende cera di formella, e queste al posto della cazzuola veniva utilizzata per essere sfregata al di sopra dei marmorini, e poi freghisi un'altra volta con panno di lino. Questo per far sì che
la superficie del marmorino stesso, senza questi trattamenti, risultava di fatto sorda, risultava opaca, mentre il trattamento a olio di lino e con sapore di cenere gli dava un aspetto corneo, traslucido, e quindi lo avvicinava di più alla consistenza della pietra. Dei quali nelle colonne, quando si lavora, l'ho portata come esempio per ricordare che la rotonda, cioè Villa Capra, vedete, la quale nelle colonne, la quale lavorazione e smaltatura la fa come il marmo, maggiormente se venate con colori, quindi ancora fresco. Evidentemente i fusti di Villa Capra erano stati venati, forse imitazione di un marmo orientale, l'esempio dei quali l'ho veduto nelle colonne della rotonda presso Vicenza, che sono da molti tenute, cioè ritenute, scambiate per marmo. Grazie a questo sistema e a una costruzione fondamentalmente a laterizio, per la prima volta, almeno in terra veneta, appaiono fusti delle colonne in Palazzo Chiericati. Non bisogna dimenticare che la parte autografa è la parte sinistra, cioè la loggia e la prima campata, la loggia fino alla prima campata, tutto il resto viene completato nella seconda metà del XVII secolo. I fusti delle colonne sono realizzati in laterizi con forma triangolare, in maniera tale da ottenere sovrapposizioni, poi lavorati talvolta anche battuti per ottenere la rastrematura e poi ricoperti di marmorino, in maniera tale da ottenere monoliti che, se fossero stati prodotti con marmi o pietre, avrebbero costato una cifra talmente alta. Vi mostro queste colonne, questi fusti di colonna a Molina di Mare, Palazzo Porto, che dovevano costituire forse una barchessa, che hanno una dimensione, un ordine dimensionale che si avvicina a quelle, tanto per darvi un'idea, a quelle del portico del Pantheon. Ecco, ricoperte, dovevano essere ricoperte anche se di marmorino, ma non sono mai state realizzate. E non solo corpi di colonne, ma anche capitelli realizzati in laterizio, come quelli interni, dipinti poi con colore biancastro per imitare il marmo. La pietra d'Iste fondamentalmente all'interno della chiesa, le fotografie non parlano, ma se date un'occhiata al piano inferiore, nella parte estrema c'è un calco di un capitello dove si vedono i chiodi, perché era stato formato, tutti questi capitelli dell'ordine maggiore, ma anche quelli minori, sono formati con un corpo laterizio su cui sono stati applicati poi gli elementi plasticati, le foglie eccetera dell'ordine, i caulicoli, fissati grazie alla presenza alla opportuna presenza di fori all'interno di queste piccole parti plasticate, con dei chiodi che potete vedere, potete osservare sul calco. E poi anche l'esterno, e vedete come la soluzione fosse stata una soluzione molto disinvolta, dove i piccoli elementi plasticati talvolta erano stati anche, forse mancavano, ma erano stati completati con stucchi, con malte di cocciopizzo, e forse anche questi dipinti poi di bianco. E poi naturalmente altri capitelli, cito solo l'ultimo delle sue opere, il Tempietto di Villa Barbara a Maser, dove anche qua le colonne, i fusti delle colonne e i capitelli, in particolare i capitelli, sono realizzati, come vedete, con elementi plasticati applicati a un corpo centrale in laterizio. Questa tecnica le ha consentito di ottenere all'interno delle ville, all'interno degli edifici, addirittura nei corpi di fabbrica destinati alla produzione agricola, come questo, dei portici, delle sale a 4 colonne, degli ordini applicati anche a edifici dedicati alla produzione, che di per sé non erano mai stati concepiti in questa maniera. E non solo laterizio ricoperto di marmorino, di stucco, in maniera tale da
riprodurre o evocare quantomeno il suo aspetto lapideo marmoreo, ma anche il laterizio utilizzato a vista con precisi intenti espressivi. Il primo caso in cui viene applicato è quello di Villa Foscari, in Gabarare di Mira, la cosiddetta Malcontenta, dove, come vedete, i fusti, ma anche buona parte della trabeazione, le cornici, eccetera, sono realizzate con laterizi levigati e ricoperti anche da un sottilissimo strato di colore rosso, da una pellicina di colore rosso per la quale per Villa Foscari non è mai stato fatto un'analisi, il resto è rifinito a marmorino, è ancora il marmorino suo, e con un marmorino, come vedete, organizzato a piccole dimensioni, anche questo che proviene probabilmente come esempio dalla tomba di Cecilia Metella, ma qua sono gli storici che dovrebbero parlarne. Ma il caso più interessante è forse costituito dal cosiddetto peristiglio del complesso della Carità realizzato a Venezia, siamo intorno al 1561, e anche datato lo vedremo tra un po', dove il laterizio, come vedete, domina completamente, solo pochissimi elementi, capitelli delle colonne del doppio ordine, alcune chiavi degli architravi, delle pietrabande degli architravi, e poi le balaustre, ma tenete conto che sono quasi tutte di ricostruzione ottocentesca, la balaustra del primo piano è dell'ordine ionico, e poi le copertine, quelle che stavano al di sopra per protezione, l'ultima fascia di protezione della trabeazione, per evitare che, coperte da grandi lastre di pietra, per evitare infiltrazioni d'acqua. Il peristiglio, un lato del chiostro, non è mai stato completato e purtroppo modificato nel XIX secolo con la demolizione anche di voltatesta che Andrea Palladio aveva realizzato. Purtroppo abbiamo perso la soluzione che lui aveva proposto, è stato trasformato in una facciata dai restauratori neoclassici, ma che è ispirato da una rovina antica, la cosiddetta cripta Balbi, ma oramai sappiamo che era il portico di Pompeo, di cui rimane purtroppo un torsolo, dato che vi è stato un intervento di demolizione e trasformazione quasi completa, intervenuto nel primo Seicento per trasformarlo in un convento. Un'architettura antica studiata da molti, tra cui Palladio, solo questo disegno con disegno del Riba, ma è una scarsa riproduzione, purtroppo. Ci sono 3 disegni palladiani dedicati al portico di Pompeo, a quello che allora si intendeva come cripta Balbi, ma il disegno più interessante e completo è forse quello di Antonio da San Gallo il Vecchio, che è contenuto in questo codice conservato nella biblioteca vaticana, i Barberiani Latini 4424. È un codice importantissimo dove lui disegna parecchie architetture antiche. Uno di questi fogli è dedicato anche alla cosiddetta cripta Balbi, chiamiamola così, insomma, ma perché per una singolarità, perché vedete come l'ordine superiore, ma anche questa è una condizione su cui devono ragionare gli storici dell'architettura, vi è, caso più unico che raro nell'edilizia antica, del mondo antico, vi è un raddoppio, o meglio una suddivisione a metà, quindi un raddoppio dell'ordine che monta non solo al di sopra delle colonne inferiori, ma anche a metà delle arcate. È un disegno molto interessante perché ci dimostra, magari risulta da un completamento o da una ricostruzione operata da Antonio da San Gallo, ma che credo che sia molto credibile, forse non in queste condizioni allora, nel tardo 400, ma credibile perché vedete che il piano superiore è interamente rivestito con degli spessori minori di stucco bianco, sono le architetture imperiali realizzate con tecnica mista, blocchi di travertini in questo caso disposti anche casualmente, non con ordine, perché il tutto doveva essere poi rifinito con rivestimenti in intonaco o anche con lastre
alcune lastre che vedete quasi certamente sono lastre lapidee intagliate, e questo ci è confermato dal fatto, il disegno è così preciso da riportare, vedete questi punti un po' sparsi sulle colonne e anche su parte della trabeazione, che deve essere stata una trabeazione contratta da quello che si vede, ma che ha perso quasi tutto il suo rivestimento, che corrispondono ai fori in cui erano inseriti gli elementi metallici di ritenuta, che non servivano per un marmorino o per un intonaco, ma di ritenuta delle lastre scolpite. In ogni caso ci testimonia il fatto che gli architetti, anche nel pieno Cinquecento, soprattutto nel pieno Cinquecento, ma già dal Rinascimento, sapevano benissimo che queste erano architetture che poi venivano ricoperte e rifinite in modo tale da ottenere un risultato omogeneo. Nella Carità, invece, il modello è sostanzialmente lo stesso, vedete, soprattutto ci torneremo tra un po' sulla formazione di questo sistema di piattabande che formano il corpo dell'architrave, della trabeazione dell'architrave vera e propria, vengono riprese da Andrea Palladio, ma quasi sapevano benissimo che erano, ripeto, completamente rivestite poi di stucchi, marmi, pietre e così via, ma in questo caso la riporta come se fosse trascritto in bella, insomma, lo trascrive in forma di rovina, perché lascia i laterizi a vista, ma lo trascrive in bella con tutti gli elementi che sono molto simmetrici, ben lavorati, tutti uguali nelle loro dimensioni e non così disordinati, apparentemente a noi disordinati, perché destinati a scomparire sotto delle rifiniture. Vi è però un'altra osservazione da fare. Se qua osserviamo il disegno antico e la soluzione, noi vediamo che il disegno antico, il modello antico, la cosiddetta Crypta Bardi, il portico di Pompei, insomma, è dotato di una serie di piattabande che si sviluppano, hanno delle spalle che corrispondono nella loro presenza, che sono soprastanti il capitello della colonna e soprastanti l'arcata. La parte intermedia è realizzata come piattabanda con elementi in laterizio. Nel chiostro della Carità, invece, apparentemente le piattabande si allungano, si distendono nel ritmo, diventano una parte molto più, si raddoppiano, e più che si raddoppiano rispetto all'esempio antico, anche se, osservando bene, noi vediamo che la parte al di sopra della colonna è realizzata in laterizio invece che in pietra. E questo è evidente, è una volontà evidente da parte di Andrea Palladio, di distenderle nel ritmo, di sottolineare il fatto che, insomma, qualcosa deve aver significato. E il significato probabilmente è voluto, è quello di imprimere una relazione prevalente tra la parete e la trabeazione. Perché? Perché l'architrave, che è l'elemento fondamentale della trabeazione, quello che sostiene tutta la trabeazione, non mostra di appoggiare sopra la colonna. Bisogna avvicinarsi molto adesso per capire che invece qua la parte di imposta delle spalle è ordita con dei laterizi disposti parallelamente al terreno. Mostra di impostarsi solo sulle arcate, e quindi c'è il segnale di una relazione fondamentale tra la parete e l'ordine. Non solo, ma operando in questo modo, tenete conto che nel passato questo effetto si notava ancora di più, perché, come vedete, in alcune parti l'intera facciata nel terzo decennio del XIX secolo, completata sui due lati, è stata sottoposta a una levigatura
questo ce lo racconta l'architetto Lazzari, che è intervenuto per sistemare questa facciata, in quanto era diventata la sede dell'Accademia, quindi anche dell'insegnamento di architettura, e per uniformarla con le parti nuove. Le parti nuove, realizzate in laterizio, contrastavano evidentemente con la colorazione complessiva, e quindi praticamente l'intera superficie, le intere superfici laterizie sono state passate con mattone e acqua, in modo tale da levigarle e asportare questa pellicola rossa, che però in alcune parti, come vedete, si conserva, le parti più difficili da rimuovere, e che ricopriva interamente il laterizio, e che è annotata red stucco, viene segnato da Inigo Jones sulla pagina relativa quando lui entra con i 4 libri di architettura all'interno della Carità e osserva anche questa parte del prospetto palladiano, scrivendo che appunto esiste, o il Temanza ancora nel Settecento la ricorda come una sottilissima pellicina rossa. Questa operazione in realtà è l'applicazione di questa omogenea sottile cartella rossa, è un recupero che Andrea Palladio fa di una tecnica che esisteva nel Medioevo ma che era diventata oramai desueta nel corso del Cinquecento, applicata su laterizi levigati, come è levigato l'intero apparato laterizio del Corpo della Carità. Vedete, questa era una cappella di San Pietro, realizzata intorno al 1415-18, con mattoni levigati, dove vediamo ancora i residui di questa pellicola. In questo caso tenuta insieme poteva essere incollata, diciamo, il medium poteva essere o una mescola di oli e resine mescolate con dell'ocra rossa, oppure con una colla fatta a base di calce e formaggio, la colla de formaggio caseato di calcio, che era l'unico collante che poteva resistere alle intemperie. Recupera questa tecnica e la applica non solo all'interno del chiostro ma anche all'esterno, sulle trabeazioni. Vedete questa pellicola che monta, si conserva ancora e monta anche sulle giunture, è una pellicola di rifinitura, e non solo lì, lo vedremo tra un po' anche nel Trablino e in altri casi. Perché? Perché questa variazione voluta ovviamente distendersi di queste piattabande, che a dire la verità piattabande non sono. Scusatemi, perché se torniamo un attimo indietro, osserviamo questo rilievo, nel tratto centrale vi è una frattura, ci sono 2 fratture fondamentali che arrivano da terra all'alto, naturalmente si concentrano nel punto di minor spessore e quindi verso il centro dell'arco, con un movimento di circa 1 centimetro. Io sono intervenuto quando ero funzionario di soprintendenza, si era aperta una fessura di circa 1 centimetro tra la spalla della piattabanda e l'imposta di pietra d'Istria. Ma come quasi tutti immagino sapete, la piattabanda è un arco piatto di fatto, lavora eminentemente a compressione, e come ogni arco, se cede una delle imposte, l'intero corpo dell'arco deve seguire il cedimento. In questo caso invece si è aperta senza che avvenisse nulla, il che significa, ed è così, che in realtà tutti gli elementi che sono configurati a piattabanda non sono altro che delle mensole laterizie di buona profondità che penetrano dall'interno della muratura e quindi sono un'articolazione della muratura, un'articolazione muraria. Non lavorano come le piattabande, anche se sono state organizzate come se fossero delle piattabande. E basta pensare che la parte superiore, che sporge di qualche centimetro in meno, ma che ha una sporgenza sostanzialmente equivalente, di pochi centimetri in meno di quello delle piattabande e dell'architrave, in realtà è realizzata con laterizi che sono incastrati nella muratura, e quindi anche quella è
un'articolazione a mensola della parete. Il fatto di stendere questa e di nascondere l'appoggio, scusate, di eliminare questo elemento, aveva anche un altro significato, perché è da pivelli. Se c'è un arco in crisi strutturale, solo un pivello può pensare di rimediare al suo cedimento e di realizzare una puntellazione nella zona di chiave, perché questo può creare degli scompensi ancora maggiori. A noi, abituati oramai alle costruzioni metalliche in calcestruzzo armato, non riusciamo a percepire, o percepiamo poco, questa differenza, ma puntellare al centro un arco ha il significato di togliere significato portante alla colonna stessa. La colonna viene ridotta a una sorta di apposticcio applicato lì. E l'organizzazione piattabanda, che si legge per i piani inclinati, mostra come vi sia il rapporto, come sia la parete che attraverso le sue archeggiature sostiene l'intera trabeazione. Se ritorniamo alla doppia facciata, noi vediamo che la facciata esterna viene trattata in modo completamente diverso da Andrea Palladio. E in questo caso inverte, quantomeno nell'architettura del Rinascimento del classicismo veneto, l'ordine consueto che vedeva il materiale più pregiato, cioè la pietra, il marmo, essere impiegato negli edifici per realizzare gli elementi, le modanature, le cornici, gli elementi dell'ordine. In questo caso invece gli elementi dell'ordine sono realizzati in laterizio, materiale povero, anche se perfettamente lavorato, mentre le pareti in laterizio sono rivestite, l'ultima parte della fabbrica è una addizione ottocentesca, quindi l'hanno ampliata nell'Ottocento, ma tutta la prima parte è ancora quella palladiana e conserva ancora l'intonaco monostrato palladiano, è ricoperta da marmorino. Quindi la parete mostra di essere di pietra, mentre gli ordini mostrano di essere di laterizio. E non solo in questa facciata, ma in questa maniera lui probabilmente, certo è un'interpretazione che io propongo, ma probabilmente bisogna smentirla con un'altra spiegazione più efficace, più credibile. Forse questo gioco che Andrea Palladio fa di togliere senso portante alla colonna all'interno e di eliminare completamente le colonne all'esterno è un modo per mettere insieme le due facciate che sembrano completamente opposte, quella interna piena di linguaggio, quella esterna quasi afasica, ma in questo modo, operando così, lui mostra che nell'interno la colonna c'è, ma è come se non ci fosse. E all'esterno invece della stessa fabbrica, perché è lo stesso corpo di fabbrica, la colonna non c'è, ma torna sotto forma di rapporto di modulo proporzionale, perché la distanza tra gli ordini, dalla base l'ordine dorico, ionico e corinzio, sono ritmati dal rapporto di una colonna che è assente, ma che dà l'altezza, la giusta altezza, intorno alla giusta altezza che anche lui forma e dispone nei 4 libri. Quindi un gioco raffinato, che forse solo pochi capivano, forse che è servito a giocare per se stesso, ma che è presente e che forse può essere spiegato in questo modo. Tenete presente che poi l'operazione di inversione, gli elementi dell'ordine realizzati, o meglio in questo caso la cornice contratta della sacrestia, il cosiddetto tablino, è realizzato in laterizio e anche qua il resto è ricoperto da marmorino, purtroppo demolito per tutte le pareti quasi completamente nel Novecento e rifatto, ma l'intera parte superiore alle volte è a marmorino e alcuni tratti si sono conservati nella parte inferiore, laddove appunto
La trabeazione contratta, perché è una trabeazione a cui manca il fregio, è realizzata, come vedete, con una tecnica molto raffinata, vediamo una parte delle gute, e rifinita anche qua con una pellicola rossa. E lo stesso poi succede anche all'interno e all'esterno della chiesa di San Giorgio. La chiesa di San Giorgio noi adesso la conosciamo come uno dei monumenti totalmente candidi, salvo i depositi ovviamente polverosi, carboniosi che ci sono stati, ma in realtà all'inizio, già nel contratto di formazione firmato da Antonio Paleari di Marcò, che era il capomastro che ha costruito anche la parte della Palladiana del Convento della Carità, nel suo contratto si prevede dove vi entra pietra fregade. Pietre, quando la pietra significa laterizio, a meno che non abbia una pietra viva o pietra cotta. Quando c'è solo pietra vuol dire che è laterizio. Dove vi entra le pietre fregade, come altre, far tutti i pilastri a Valenghin come le colonne e tutte le volte di pietra cotta, sì nella parte dove andranno soazzati, cioè modellati con modanature et fregati, come gli altri dove si andranno smaltati. La qual muraglia, eccetera, eccetera, e in questo caso il contratto prevede che siano i padri che sono obbligati a fornire, a tagliare e fornire le pietre cotte perfettamente levigate, perché costava ovviamente. E quindi in questo contratto, lo vedete, in realtà, no, appena lo vediamo sull'angolo, no, scusatemi, lo vediamo sull'angolo della facciata esterna, alcuni laterizi, perché non segno più, eccoli qua, vedete che sono laterizi fregati, lavorati esattamente come la continuazione della modanatura ottenuta con la pietra d'Istria, e ricoperti anche questo da piccoli frammenti di una crosticina rossa. Ma quello che interessa è che soprattutto l'interno, e anche questo mi è capitato durante un intervento di manutenzione, quando lavoravo in soprintendenza, alle finestre della chiesa e ai tetti. Sono le prime cose da fare per un edificio quando sono protetti dall'ingresso della pioggia. Insomma, è già qualcosa e si raggiunge il massimo della conservazione. Vedete, alcuni saggi praticati nel 92 all'interno delle finestre termali hanno mostrato come queste fossero state realizzate con pietre cotte levigate, cioè con laterizi levigati e ricoperti da un straterello rossastro. Ne vediamo degli altri. Vedete un altro saggio vicino a una ridipintura e il segno di un ipotetico concio lapideo. In realtà poi è saltato fuori un contratto, o meglio una sorta di dichiarazione firmata da Baldassarre Longhena, in cui alla metà del 600, siamo nel 1652, in cui si scrive la nota dichiarazione dell'opera che si deve fare per nettare e bianchizzare, cioè dipingere di bianco, la chiesa di San Giorgio Maggiore, volendo il reverendissimo padre Abate far dette opere. E poi prima elenca le opere: bianchisar tutta essa chiesa et coro, quindi la parte, così i volti, le muraglie e altro sarà ordinato. Secondo, far tutti i volti svasati sotto i felsi sono le volte, la botte, e le mezze lune sono le finestre termali, e talti volti di essa chiesa, e questi dandole la sua tinta dipinta, fingendoli di pietra viva. Parte sono al presente di essa tinta, quindi, ed anche tutti gli altri volti al presente sono rossi, e questi siano finti di pietra viva, con uno e più mano, con ogni diligenza, ciò che imitino la pietra viva. Terzio, e questo è fondamentale, tutte le colonne, i pilastri e altro sono in detta chiesa ora rossi, quelli siano dati di bianco una e più volte a cola, a ciò restano bianchissimi conforme gli sarà ordinato. Cioè la chiesa era bianca e rossa, con non le colonne dell'ordine maggiore, ma le paraste, i pilastri dell'ordine minore, realizzati in laterizi levigati e dipinti di rosso.
Questa trasformazione ovviamente non ci consente né può consentire di ritornare all'antica condizione iniziale, ma sappiamo che in questo caso il laterizio levigato è stato dipinto di rosso, come le colonne dell'ordine gigante, dell'ordine minore, ma anche degli archi, dei pilastri e degli archi del Palazzo del Capitaniato mostrano di essere stati rifiniti nello stesso modo. C'è stato un lungo dibattito perché, come potete vedere, alcune di queste delle colonne dell'ordine gigante conservano ancora nella parte alta, quella protetta un po' conservano ancora una rifinitura, una sorta di boiacca biancastra, ma se si osservano da vicino bisogna rendersi conto che sia alla base, il fusto all'imoscapo e il fusto al sommoscapo sono rifiniti perfettamente per collegarsi con le modanature, le prime modanature, il collarino in pietra e il basamento di sotto. Non solo, ma permangono ancora delle tracce molto consistenti di una tinta rossastra, come vedete, che monta in alcune parti ancora sui laterizi, e qua la possiamo vedere, eccola, su cui monta una seconda imbiancatura, una seconda boiacca in bianco. Ora, dato che l'operaio umano punta alla massima efficienza con di solito il minimo sforzo, è ridicolo pensare che abbiano arrotondato perfettamente, levigato i laterizi delle colonne, rastremati, si vedono ancora in alcune parti i lavori fatti con la gradina, quindi con lo scalpello dentato per condurre la rastrematura, per poi applicargli sopra un intonaco? No. Perché laddove anche Andrea Palladio applica il marmorino, un intonaco, c'è un rientro del fusto rispetto alla modanatura di base per lasciare quello spazio di 5, 6, 7 mm che consentiva di raccordare perfettamente base e capitello con il fusto. E quindi questa è la dimostrazione che, insomma, era stata concepita anche questa come un'architettura bicroma. Poi architravi lignee. Siamo tornati a Palazzo Chiericati e nel secondo ordine, nell'ordine superiore, come vedete, l'architrave è composta da 2 travi lignee e probabilmente erano rivestite o con legno o con canne poi intonacate a riprodurre gli elementi dell'ordine. Quello che vedete, che in realtà è stato applicato poco dopo la metà dell'Ottocento durante i restauri, in maniera tale da farle sembrare, anzi da trasformarli in architravi lapidei. Ma anche qua vedete, doppia architrave, lo spessore è fatto con un doppio architrave ligneo, siamo a Villa Badoer, e in questa maniera Andrea Palladio è riuscito a risolvere i problemi dovuti alle ampiezze talvolta eccessive. Vitruvio stesso dice che non bisogna superare le 2,5 volte l'ampiezza del diametro delle colonne rispetto all'architrave, altrimenti bisogna passare al legno. Perché? Perché ovviamente gli architravi si spezzano, ma non si spezzano per il carico soprastante, si spezzano soprattutto per i piccolissimi assestamenti che possono avvenire tra un appoggio e l'altro. Quindi architravi lignee, piattabande, torniamo a Villa Foscari, la Malcontenta, quindi architravi formate con elementi a piattabanda e anche qua con parti di imposta sempre laterizie, e architravi monolitiche, Palazzo Chiericati, ma anche architravi, scusate, in 3 pezzi. Architravi tripartite, che vengono nascoste, siamo sempre a Palazzo Chiericati, perché è la prima apparizione, io credo, dell'architrave tripartite di Andrea Palladio, lo vedete qua, con 2 tagli diagonali, ma che viene riservata all'architrave che si sviluppa all'interno della loggia tra la parete e l'elemento formato dalle 3 colonne. Quindi le nasconde. Ma poi lo utilizza, è un elemento che deriva anch'esso dal mondo antico. Vi mostro solo le botteghe di Pianterreno, gli orrea di Pianterreno delle sedi dei mercati traianei, che come potete vedere erano risolti
vedete il taglio qua, manca il tratto centrale, qua invece rimane l'architrave con un elemento, con un'architrave trilitica che è ben distinta dalla piattabanda, perché la piattabanda lavora fondamentalmente a compressione, mentre l'architrave trilitica, almeno il tratto centrale quando è molto sviluppato, oppure i due tratti soprastanti, i montanti, quando il cuneo è contratto, invece vengono sottoposti anche a sforzi di flessione significativi, quindi hanno un comportamento ben diverso. La piattabanda poi ha bisogno di una centine di sostegno per essere retta, per essere formata, mentre questi non hanno bisogno di centine, basta appoggiare i due elementi di incastro. Dal punto di vista della meccanica, se c'è qualche ingegnere, il rapporto è una slitta, c'è l'incastro, c'è la cerniera, questa è una slitta, cioè il rapporto è quello di un cuneo che tendenzialmente viene bloccato. E gli esempi antichi c'erano a Roma, e sono sparsi un po' in tutto il Mediterraneo. Lo mostro a Baalbek, il portale d'accesso del cosiddetto Tempio di Balco, perché qua sono intagliate foglie di viti e grappoli d'uva, quindi si ritiene, forse giustamente, che sia di Balco, dove vedete come l'architrave trilitico invece ha un cuneo contratto e due parti invece più sviluppate lateralmente. E poi naturalmente vi erano anche più vicino a casa, vicino al Veneto, questo è l'anfiteatro di Pola, dove al di sotto, come vedete, gli architravi sono architravi continue che vanno da appoggio ad appoggio nella parte inferiore, ma al di sopra sono invece delle architravi trilitiche che scaricano il peso e quindi evitano che si possano fratturare. Vedete, è tipico di questo sistema, se applicato al di sopra delle architravi monolitiche, di lasciare un vuoto in maniera tale che non venga interferito, perché se appoggiasse potrebbe rompere. Disegno studiato direttamente, al di là di un disegno forse più generale copiato da un disegno precedente, ma vedete che Andrea Palladio lo studia e lo riproduce, fatemelo trovare, eccolo qua. Vedete l'architrave con la parte tripartita soprastante e il vuoto. E poi naturalmente c'erano anche nel Veneto, all'interno del palazzo, poi avvolto dalle logge palladiane, una delle aperture, come vedete, è risolta con un sistema trilitico, anche se a dente, ma è un sistema sempre di architravi in più pezzi. E a Roma riappare in Palazzo Alberini, siamo intorno al 1515, in realtà sembrerebbero delle piattabande, ma la suddivisione reale di conci è quella che vi mostro sottolineata da questi segni rossi, quindi una parte centrale e una parte intermedia, quindi a colonne, e a Venezia appaiono già forse il primo caso in Italia di colonne libere con architravi tripartite in Palazzo Grimani di Santa Maria Formosa, nella cosiddetta loggia dipinta, realizzata nei primi anni 30 del Cinquecento, tagliando, quindi inserendoli a strappo, tagliando la muratura che arrivava fino a terra, inserendo questo sistema architravato, sostenendo la muratura e poi inserendo questo sistema architravato in pezzi. E quello che vedete appunto è l'altra, è della loggia più tarda, anni 60 del Cinquecento, realizzata in questo modo perché in effetti la distanza, il vuoto tra una colonna e l'altra è molto maggiore alle 2 parti e mezza, 3 parti massimo, che avrebbe potuto sopportare un'architrave lapidea. In questa maniera viene disarticolata quasi, aiutata ovviamente, sgravata da un doppio arco superiore, 1 o 2 archi superiori con delle piccolissimi mattoni con malta morbida, in maniera tale che un eventuale cedimento di uno degli appoggi non andasse a ripercuotersi direttamente spezzando la parte centrale. Andrea Palladio lo riprende in molti degli edifici. Siamo a Palazzo Valmarana, lo vedete qua nel dettaglio, il sistema
architravato con architrave su colonna libera, il Palazzo Massimo delle Colonne, che pure ha questo sistema architravato diviso per triliti, e lo presenta nel cortile interno, ma il cortile interno viene realizzato circa 4-5 anni dopo quello di Palazzo Grimani. Palazzo Grimani probabilmente, e questo sistema costruttivo che proviene da Roma, probabilmente è stato importato da Sebastiano Serlio, che lo rappresenta nel suo trattato, ed Sebastiano Serlio era uno degli amici dei Grimani, tant'è che il terzo fratello ha rilevato per lui e passato i rilievi della piramide di Cheope in questo suo viaggio un po', era vescovo, un po' religioso perché è arrivato fino a Gerusalemme, un po' anche diplomatico, ha raccolto, in previsione dell'uscita del libro dedicato all'architettura antica di Sebastiano Serlio, sia la piramide di Cheope sia una chiesa, la chiesa dei Regi di Gerusalemme, ricavata intagliando la roccia, e dove gli scrive, Serlio dice, la pianta me l'ha passata il patriarca, non era patriarca, ma insomma sbaglia in questo caso, e delle misure non teneva a memoria. Quindi probabilmente era stata seguita da Sebastiano Serlio, e Andrea Palladio lo riproduce in moltissime forme, quindi su colonne libere oppure incastrato nella parete come nel Palazzo Barbarano, vedete la parte centrale incastrata, ma quello che è interessante è soprattutto l'uso che ne fa e che assume una soluzione anche dal punto di vista linguistico di tipo antiquario, è quella che viene utilizzata nella trabeazione principale, oltre che in altre parti, perché come vedete in questo caso il fregio pulvinato è lavorato con tagli inclinati per scaricare l'architrave sottostante. Ma nell'architrave superiore lo vediamo, è trilitico, le colonne sono lontane, quindi c'è questa mensola centrale che è già presente in alcuni lavori veronesi, mi pare del San Micheli, questo appoggio centrale, ma noi vediamo che per il suo cedimento non è possibile che sia avvenuto per errori nel momento della costruzione, ci segnala che questa non è un'architrave incastrata nella muratura, ma è un'architrave che appoggia e non appoggia nemmeno sul rivestimento lapideo sottostante, perché quello avrebbe impedito il trascendere dell'architrave, quindi è semplicemente appoggiata, per quello che sappiamo. E quindi è una novità anche dal punto di vista costruttivo rispetto a tutte le architravi antiche. Il legno, e chiudiamo qua. Che ore sono? Quanto tempo ho a disposizione? Bene. Anche nelle strutture ligneo Andrea Palladio produce novità sostanziale. Quello che vedete è una delle due soluzioni, l'altra è la soluzione voltata che lui propone per il Palazzo Pubblico di Brescia, forse assieme a Rusconi, ma questo ha fatto una scheda esemplare Guido Beltramini, molto razionale dal punto di vista della composizione delle astre, e nasce in una cultura come quella lagunare ed anche veneta, dove le grandi capriate vengono realizzate, come vedete, non con il cosiddetto monaco o ometto staccato dalla catena, ma incastrato talvolta con giunti a tenone mortasa, cioè con una parte ridotta dell'elemento superiore all'interno di quello inferiore. È una tipica sistema costruttivo che appartiene a buona parte della pianura padana, e comunque all'interno di una cultura costruttiva che è passata rapidamente dalla seconda anni 1378-80 delle capriate dei Frari, o anche di quelle di San Giovanni e Paolo, che hanno lo stesso ordine dimensionale, cioè circa 13,20 metri, a metà del 300 in realtà anticipate dalla Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Le attuali capriate appartengono alla ricostruzione avvenuta dopo l'incendio del 1577, ma siamo vicini, come vedete, ai 25 metri di ampiezza, fino ad arrivare a quasi 32 metri di ampiezza della chiesa di
San Lorenzo, della chiesa di San Lorenzo di Castello. La capriata palladiana è ancora più razionale di quelle che abbiamo visto, perché qua, come vedete, ci sono dei quadrangoli. In realtà queste strutture sono strutture estremamente rigide solo se composte da triangoli. E il disegno proposto da Andrea Palladio, come vedete, è una mezza capriata, ma formava triangoli, tutti triangoli, quindi elementi indeformabili. E altre novità, in ogni caso, una novità sostanziale, Andrea Palladio la porta anche con la cupola e la sovracupola di San Giorgio in Isola. È una cupola, come vedete all'esterno, che apparentemente è simile e rende omaggio alle cupole marciane che stanno davanti al bacino, dall'altra parte di Piazza San Marco, perché ha, anche se non ha un grosso sviluppo verticale, una sorta di anello, ma ha circa più di 1 metro di sviluppo cilindrico nella parte bassa, poi c'è l'emisfera, una controcurva e una lanterna, che è una lanterna però vera e propria, non è una finta lanterna, perché la tradizione delle cupole lagunari era quella della cupola cieca, cioè senza oculo sommitale e illuminata solo da finestre intagliate nella base. Qualche decennio prima Andrea Palladio si era già impegnato nella formazione della cupola della cappella absidale della cattedrale vicentina, ma sono 2 soluzioni completamente diverse. Perché al di là del fatto che questa monta direttamente su un appoggio continuo, mentre la cupola di San Giorgio, naturalmente cadendo tra l'incrocio tra il transetto e la navata, è supportata di fatto da 4 pilastri, la cupola vicentina è formata da elementi spicchi che si sviluppano, mentre questa invece è è un'emisfera vera e propria. E poi, al di là del fatto che è rivestita in rame, ma è una sostituzione successiva, inizialmente era in piombo, la lanterna della cupola vicentina è una falsa lanterna, cioè è un elemento decorativo ma non illumina da sopra, mentre la lanterna di San Giorgio è una lanterna finestrata, come gli esempi antichi. Inevitabilmente Andrea Palladio rende omaggio al sistema costruttivo e alla forma delle cupole, forma molto complessa, come vedete inizialmente la chiesa era nata con gli estradossi rivestiti direttamente da piombo, come tante chiese. Santa Sofia, Hagia Sofia a Costantinopoli, ha una copertura in piombo ma schiacciata sull'estradosso della cupola. E intorno alla metà o nella prima metà del XIII secolo viene riformata nelle sue coperture e si formano queste strutture molto complesse. Questa è la struttura della cupola dell'Ascensione, quella che sta all'incrocio tra la navata e il transetto, e con alcune varianti. Questo sta al di sopra dell'altar maggiore, la cupola del coro, ma sempre comunque macchine complesse, autonome dal punto di vista della strutturale, sono autoportanti, hanno una medesima dimensione diametrale di base, ma poi si autoportano. E così tutte le cupole successive, a partire da San Giovanni e Paolo, ne mostro solo alcune, Santa Maria dei Miracoli, San Zaccaria, la Chiesa dei Servi, tutte le cupole successive fino a San Giorgio dei Greci verranno realizzate sul modello di San Marco, una cupola interna muraria, una cupola esterna molto sviluppata e complessa. E Andrea Palladio, per avvicinare l'occhio, la lanterna finestrata all'occhio nella parte superiore, che era impossibile da realizzare con quella distanza nelle sovracupole autoportanti e con l'addensamento e il costipamento dei legni verso il centro e verso l'alto, dovuto ovviamente a un fattore costruttivo, semplifica radicalmente il rivestimento. La trasforma in un semplice rivestimento del tutto asservito, come vedete la soluzione, del tutto asservito alla cupola muraria sottostante, e in realtà serviva per portare il tavolato su cui inchiodare, poi fissare il tavolato di piombo, le tavole di piombo del manto di copertura. San Giorgio rappresenterà
un punto di svolta perché chiude definitivamente con la formazione delle cupole autoportanti, delle sovracupole autoportanti con la parte inferiore muraria, e apre però la strada a una serie di realizzazioni molto interessanti, la prima delle quali è quella della cupola del Redentore. Non l'ha fatta lui, l'ha fatto il suo fedele da Ponte, era il proto della Repubblica, l'ha completata probabilmente Andrea Palladio, se n'è andato quando erano arrivati sì e no alla formazione della parte inferiore, delle fondazioni e forse dei primitati murari, ma abbiamo delle descrizioni del XIX secolo di restauro in cui viene segnalato il fatto che le costolature non sono appoggiate sull'estradosso murario, ma sono distanziate di qualche decina di centimetri e fissate non su un anello di legno, ma direttamente sulla pietra del tamburo attraverso delle staffe metalliche. Una soluzione felice anche in questo, e forse perché si erano già resi conto che il fatto di adagiare direttamente l'orditura lignea con le sollecitazioni del piombo in piena estate può arrivare agli 80-85 gradi di temperatura e poi si raffredda e continua a irradiare verso l'alto durante la notte, quindi si forma condensa. Non essendoci uno spazio interno di sfogo dell'umidità e rimanendo tutta lì, la marcescenza di legni avviene con una velocità molto maggiore invece che nelle sovraccupole. Quindi in questo caso probabilmente già si erano resi conto che forse non era il caso di adagiarli completamente. Le zitelle sono sostanzialmente fatte, non lo sappiamo, non ci sono rilievi, ma io sono riuscito a osservarle da un campaniletto, c'è un'apertura e anche questo sembra fatto come quello del Redentore. E poi i modelli si sviluppano con forse il caso più straordinario e interessante, che è la cupola di San Pietro di Castello. Siamo nel 1631, giusto? Ci collochiamo lì nella formazione, c'è una supplica inviata dal patriarca che chiede di poter abbattere delle querce, dei roveri, ma delle querce, non sappiamo delle sue proprietà, e sapete che le querce erano tutelate dalla Repubblica, nessuno le poteva utilizzare se non perché erano riservate alla costruzione navale, era come l'uranio adesso, un materiale strategico. Chiede e gli viene concessa la possibilità di abbattere una decina di querce, poi alcune altre, e viene formata una cupola che apparentemente è una cupola muraria. Uno entra, osserva la cupola su tamburo, sembra di muratura, ma in realtà no, è composta è una cupola a guscio, membrana, straordinaria dal punto di vista della concezione, centine realizzate sfalsando dei tavolati, 3 tavolati con giunti sfalsati, poi ritagliati in maniera tale da ottenere delle costolature talmente esili da richiedere una serie di applicazioni di cunei, di tavoletti di legno, in maniera tale da evitare in fase di costruzione lo svergolamento perché troppo esili. È rivestita all'interno da cantinelle intonacate e dall'esterno da tavolate e piombo. Quindi una struttura straordinaria che prefigura, anche non possiamo dire anticipa, perché ovviamente sarebbe un errore cronologico, quello che saranno le conquiste dell'ingegneria ottocentesca. Eiffel, quello della torre, è uno dei primi che studia il rapporto tra le membrane, cioè le lastre metalliche, e le piccole centine che sono servite per la costruzione navale e poi per la costruzione aeronavale, dove non come in precedenza, non si formano delle centine che portano un rivestimento, ma il rivestimento lavora con le centine in modo tale da realizzare le strutture il più leggere possibili. Cupola straordinaria che viene di fatto ripetuta nella cupola maggiore e minore della Salute. Purtroppo sono andate perdute, abbiamo solo delle testimonianze di incisioni dei secoli scorsi e di rilievi della fine del XIX secolo. Ambedue sono state rifatte, ma vediamo che sostanzialmente anche queste sono state fatte nello stesso modo, ma con una dimensione molto maggiore, perché la cupola maggiore della Salute
sfiora un diametro di 30 metri, mentre quella di San Pietro di Castello è circa 13 metri e qualcosa, mi sembra, quindi con un impegno costruttivo molto significativo. E qua vedete un modello fatto nel tardo Ottocento di com'era e di come poi l'hanno trasformato. I restauratori ottocenteschi si sono reso conto che durante l'intervento oramai la cupola stava cedendo perché bagnata nella parte bassa stava dislombando, questo è il termine utilizzato. Si erano resi conto che se avessero tolto interamente il tavolato, fittamente chiodato alle costolature inferiori, ci sarebbe stato il collasso dell'intera cupola, perché cerchiava, le tavole sfalsate tenevano insieme, il guscio d'uovo che teneva insieme l'intera cupola. E quindi hanno deciso, per buona intenzione, ma delle buone intenzioni era lastricata la via dell'inferno, pare, di realizzare una serie di costolature su cui rinforzate da elementi, anche questi, strutture triangolari, in modo tale da poter intervenire singolarmente su singole e aggiustarla, insomma, favorire gli interventi successivi. E poi, la vediamo qua e poi le ultime realizzazioni sono quelle, anche queste straordinarie, come San Simeon Piccolo, dove le cupole sono interamente lignee, ma con una doppia calotta, una interna rivestita di intonaco e una esterna invece dove le tavole si accompagnano, anche queste con tutte le orditure, le costolature esterne fatte con spezzoni uniti tra di loro, congiunti sfalsati e resseccati, quindi con una costruzione anche molto poco costosa. L'ultima cupola, oramai siamo nel terzo decennio del XIX secolo, è quella di San Geremia, ora Santa Lucia, San Geremia e Santa Lucia, realizzata anch'essa, come vedete, con una doppia orditura, anche questa leggerissima. Basta osservare la sezione del tamburo. Se questa fosse stata realizzata in muratura avrebbe chiesto una sezione almeno di 3 o 4 volte lo spessore che ha quella attuale, quindi cupole leggerissime. Chiudo con un ultimo, quanto tempo ho? 5 minuti, con il ponte sul Cismon, che è stata forse la struttura più straordinaria che, dal punto di vista dell'orditura ligneo, che Andrea Palladio abbia realizzato. Il Cismon è un fiume a carattere torrentizio che scorre velocemente, si unisce al Brenta, arriva dalla Valle del Primiero, e dalla Valle del Primiero scendevano ogni anno tra le 30 e le 40.000 taie, cioè tronchi che venivano tagliati e passati lungo il fiume. Il ponte era un elemento fondamentale per i traffici, è una delle linee importanti dei traffici per tutto il mondo di lingua tedesca, perché scendevano, attraversavano il Cismone e potevano raggiungere la pianura e Venezia. E veniva dato, in questo caso al conte Angaran, veniva dato in appalto, questo si preoccupava del suo mantenimento o della sua ricostruzione, perché quasi ogni anno le piene portavano via i ponti con le stilate all'interno del greto, o i tronchi accumulatisi demolivano questi ponti. E quindi Andrea Palladio dice: il fiume è largo, nel luogo dove si ordinò questo ponte è largo 100 piedi, 35,7 metri. Decide di fare un ponte a campata unica, straordinario. Tanto per fare un rapporto, abbiamo visto prima la sala del Maggior Consiglio con quasi 25 metri e quasi 32 metri la chiesa di San Lorenzo, questo arriva a 35, era arrivato a 35 perché è scomparso naturalmente, più di 35, quasi 36 metri di ampiezza. E lui lo descrive. Purtroppo noi abbiamo solo la rappresentazione delle sponde, dei due elementi laterali e della pianta. Non abbiamo l'informazione sugli elementi di controvento, perché è ovvio che queste non potevano stare in piedi, ma evidentemente ha deciso di non rappresentarle, ma che ci dovevano essere, anche perché era un ponte coperto e protetto da tavolato di legno, tant'è che abbiamo anche una testimonianza dello Scamozzi in cui, parlando di un modello di un ponte che doveva essere fatto a Vicenza, giusto? Che tu l'hai studiato, lui dice: fatto un certo Martino da Bergamo, il quale fece anche questo ponte che doveva essere fatto qua, il ponte coperto sopra il Cismone, veduto anche da noi. Questo non è il ponte del Cismone, ma insomma i ponti di legno erano tutti protetti. In ogni caso, lui
lo descrive accuratamente, si divide in parti uguali, si comincia col costruire le basi, a formare delle basi, poi si formano le due travate laterali, queste, e vedete questo è molto interessante, non è un errore di stampa o dell'intagliatore della xilografia, è una monta che Andrea Palladio dà al ponte, cioè una leggera monta verso l'alto in maniera tale che quando è carico si riporta in condizione di stabilizzazione. Poi si montano i colonnelli, li chiamano colonnelli, poi li uniscono con delle staffe che passano attraverso dei traversi, questi, che sostengono poi l'impalcato del ponte, e così via fino alla formazione. Lui sostiene, ed è vero, che maggior carico c'è, vedete l'allineamento, e più i giunti si servono gli uni con l'altro e resistono. Un ponte straordinario, vi mostro la relazione, vedete tra le capriate, se togliamo la parte superiore del triangolo, delle tettoie legaggianti, siamo quasi intorno ai 25 metri di dimensione, è sostanzialmente uguale a quella ma non è che il ponte sia derivato dalle legaggiandole, sono le trasformazioni degli ingegneri ottocenteschi che hanno inserito questi elementi facendoli derivare dal ponte sul Celmont, un ponte importantissimo, ammirato assieme a altri 3 ponti a campata unica, ammiratissimo, che è entrato per secoli e secoli fino al tardo Ottocento anche nei trattati di ingegneria. Cito solo, avevo portato Jean-Baptiste Rondelet, il trattato teorico e pratico dell'arte di costruire, dove scrive questo architetto, riferendosi a Andrea Palladio, questo celebre architetto, offre 4 disegni di ponti di carpenteria lignea, quando in francese significa questo, di un solo arco, cioè di una sola ampiezza, che sono molto ben combinati. Il primo, quello che vediamo, è stato costruito, è stato montato su un fiume o torrente chiamato Cismone. Questa costruzione, che presenta un'arditezza meravigliosa, tenete presente che siamo all'interno di una cultura oramai ottocentesca dove le leggi della meccanica erano ben stabilite. È sostenuta da delle armature di carpenteria che formano i lati esteriori del ponte. È bene osservare, è necessario osservare, è opportuno osservare che queste armature che formano i parapetti sono capaci di sostenere i pesi considerevoli senza flettere, tanto dovute sia alla loro altezza, che si aggira intorno ai 15 piedi, naturalmente francesi, forse parigini, sia per la sua altezza, sia che per la disposizione delle aste, chiamiamole pezzi, delle aste solidamente unite gli uni con le altre, che formano ovunque dei triangoli che non sono suscettibili di cambiare di forma. Quindi ammirato ma anche vituperato, perché dei 4 campate per lungo tempo la critica, e talvolta viene riproposta anche ai nostri giorni, il fatto che insomma non accettano un'affermazione che Andrea Palladio aveva avanzato, cioè nel testo: i ponti di queste 4 maniere si potranno far lunghi quanto richiederà il bisogno, facendoli maggiori in tutte le parti loro proporzione. E quindi il rimprovero rivolto a Andrea Palladio, che viene ripetuto talvolta anche ai nostri giorni, è quello di non conoscere, che non conosceva le leggi della meccanica, ma è un'accusa, come dire, ridicola, appunto la palissiana, perché lui è nato e ha operato in un periodo in cui le prime leggi della meccanica dovevano ancora apparire, quindi è come dire Messier de la Palisse che dice l'acqua è calda e bagna, sì certo, è talmente banale, ma non è solo, come dire, non sbagliato, è sbagliato anche dal punto di vista dell'affermazione, perché ce lo testimonia Vitruvio nel 10° libro, quello dedicato alle macchine da guerra, le macchine assediali, relativo a questo episodio che si è verificato nella città di Rodi, dato che un certo architetto, non sono andato avanti? Sì.
un certo architetto Caglia, forse Caglia o Caglia, non so come si pronuncia esattamente, che si era presentato ai Rodensi durante un assedio, loro stavano subendo un assedio, queste sono le parole dell'architetto, in questo periodo un architetto di Arado, di nome Caglia, si recò a Rodi e tenne un incontro, queste sono le trascrizioni italiane sempre derivate dall'edizione critica di Pierre Gros, tenne una conferenza nel corso della quale presentò un modello di un bastione, cioè di una mura, sopra la quale collocò una piattaforma girevole, una macchina per mezzo della quale catturò Nelepoli, non sappiamo cos'è, ma una macchina di guerra ovviamente degli assedianti che poteva essere avvicinata alla mura, trasportandola all'interno, quindi ha dimostrato con modellino che si poteva fare questa operazione. Quando però Callia ricevette da parte dei rodiesi la richiesta di predisporre il suo congegno meccanico contro tale Lepoli e di trasportare quest'ultimo all'interno del bastione, secondo quanto gli aveva prospettato, risponde che non poteva. Ma questo significa niente, significa soprattutto il commento da parte di Vitruvio, che è un commento veramente illuminante, perché lui dice: non tutte le realizzazioni sono possibili sulla base dei medesimi principi. Ve ne sono alcune che, eseguite su grande scala, a imitazione di modelli di piccole dimensioni, si rivelano efficaci. Altre che invece, indipendentemente dai modelli, prendono una forma e quindi lavorano autonomamente. Alcune, infine, i cui modelli appaiono verosimili, ma che non appena cominciano a svilupparsi, si rilevano impraticabili. Ora è evidente, ma tutto questo certamente non solo, ma certamente nel XVI secolo non si conoscevano le leggi della meccanica, perché solo nel 1638 che vengono stampati a Leida, quindi fuori, quando ormai Galilei era morto, i principi di dimostrazione matematica, dove lui dimostra che non si può aumentare in maniera geometrica le dimensioni, la lunghezza, la sezione e l'altezza, perché questo porterebbe alla impossibilità di costruire un elemento. Ma conoscevano benissimo i problemi che erano legati a questi problemi, lo conoscevano per esperienza pratica che non si potevano ampliare. E a dire la verità, quando Andrea Palladio dice facendo le parti loro tutte maggiori, che è un'affermazione che se prendiamo in astratto è errata rispetto alle nostre conoscenze, ma assume un carattere del tutto ragionevole in relazione ai materiali e alle tecniche che avevano. Perché è proprio il ponte del Cismon che lo dice: tutte le dette braccia e le altre travi fanno la tessitura del ponte, sono larghe più di un piede, né grosse più di 3/4, quindi 35,6 per 26,7 centimetri la sezione. Non ci dà le dimensioni di lunghezza massime, ma è ovvio che la lunghezza massima è costituita dall'elemento inferiore che lavora a trazione, però l'elemento inferiore erano millenni che si riusciva a costruire. Le navi romane di grandi dimensioni erano fatte con elementi uniti in questo modo. La lunghezza maggiore degli elementi a compressione, perché è quella che ci interessa di più e non quella di trazione, risale a 13 metri, poco più di 13,6. E è evidente che non esistevano, anche Palladio avrebbe ritenuto, si avrebbe messo a sorridere più che ridere, perché sembra che avesse avuto un carattere mite, se qualcuno gli avesse proposto di realizzare un ponte, poniamo caso, di una dimensione doppia di quella attuale, perché non esistevano sui monti, non esistevano neanche loro alberi delle pinacee così colossali da poter ottenere travi lunghe il doppio. Quindi diventa ridicolo, no? 1 o 2 metri si poteva forse fare in più. In meno naturalmente si andava al vantaggio della capacità portante. E quindi anche in questo caso Andrea Palladio non è certo uno che ha fatto delle affermazioni ridicole, l'ha fatte in relazione a quelli che erano materiali, le tecniche e gli strumenti. Se avesse avuto a disposizione l'acciaio e strutture
elementi in acciaio per la costruzione, forse si sarebbe potuto anche fare il doppio, raddoppiando il tutto, ma con un materiale che ha delle caratteristiche ovviamente completamente diverse. Mi fermo qua, grazie. Sì, sì, perfetto, grazie Mario. Adesso facciamo un rapido caffè qua fuori nella loggia e poi ci dividiamo in due gruppi per tutte le domande che vogliamo fare a Mario, per esempio come si fa a fare una colonna di mattoni con l'entasi, te le faccio oggi pomeriggio mentre guardiamo